Quello di cui parliamo oggi è una ripresa di un ragionamento che abbiamo esposto lo scorso anno durante il trittico vitivinicolo di giugno, trattando quelle che erano le fasce di rispetto dai corpi idrici, dai corsi d'acqua, che ha ripreso anche il dottor Frasson prima di me. Quest'anno facciamo un passo in più perché ci sono novità normative e questo passo che facciamo riguarda sostanzialmente tutti gli aspetti che attengono alle fasce di sicurezza, che sono sostanzialmente dei corridoi non trattati che rispetto alle fasce di rispetto che hanno una finalità ambientale sono fasce di sicurezza con finalità di tutela della biodiversità sanitarie. Per ricordarvi quello che avevamo detto lo scorso anno, era stato sostanzialmente segnalato che nella condizionalità esistono delle fasce di rispetto di 5 metri sulle quali non vanno eseguiti trattamenti fitosanitari né fertilizzazioni, ma non è l'argomento di oggi, e queste fasce di rispetto sono fatte salve solamente in alcune condizioni, che sono la presenza di vigneti coltivati, di colture coltivate con metodo integrato biologico, la presenza di determinati dispositivi che limitano o annullano la deriva e l'uso di fertilizazioni a microportata. È un impegno che avevamo detto è pesante per tutto il territorio regionale perché tra corsi d'acqua e corpi idrici abbiamo una rete di circa 33.000 chilometri. Quello che è importante ricordare però è che se la condizionalità dice va rispettata una distanza di 5 metri, non è detto che la distanza di 5 metri sia sufficiente a rispettare le prescrizioni di etichetta di quello specifico prodotto fitosanitario. Vi porto qui un caso, questo è un insetticida, che dice che per la vite la fascia di rispetto vegetata non trattata deve essere di 10 metri e a questa fascia di rispetto va anche associata l'applicazione di una misura di mitigazione che deve andare a ridurre la deriva del 60%. Quindi ci sono casi in cui non è sufficiente applicare il criterio dei 5 metri. Vi ricordo anche che sul nostro sito è disponibile tutta la rete su cui si appoggiano le definizioni di corpi d'acqua e corsi idrici. Quello che è importante che voi verifichiate è se effettivamente le condizioni di campo sono tali da affermare che quel corso d'acqua e quel corpo idrico siano veramente ancora lì presenti, perché vale la condizione che si presenta in campo. Detto questo, quali sono i passi che sono stati fatti dallo scorso anno? Il primo è quello di aver pubblicato sul nostro sito, e qui vi ho inserito il link, un documento che sia uno strumento utile per gli agricoltori e per i consulenti e per chi opera nel settore della distribuzione prodotti fitosanitari per capire come si applicano i criteri della deriva e quindi come possono essere messi insieme tutti gli strumenti di cui si dispone per arrivare a rispettare quelle che sono le condizioni di etichetta. Perché facciamo un affondo su questo documento di orientamento? Perché contiene dei criteri e degli aspetti che abbiamo ritrovato ripresi in una nuova norma che è uscita a livello nazionale, per cui vi può essere utile per capire meglio quello che
attualmente su alcune etichette dei prodotti fitosanitari è già norma. A pagina 11 del documento di orientamento è stata inserita questa tabella che si chiama tabella Focus. A cosa serve questa tabella? Sostanzialmente a livello internazionale indica quando inizia un effetto di mitigazione nel momento in cui io distribuisco un prodotto fitosanitario. Vedete 3 righe, una campitura verde, una viola e una grigia, che distinguono le colture erbacee di pieno campo dai frutteti e dai vigneti. Frutteti e vigneti sono distribuzioni in parete, le colture erbacee in pieno campo sono distribuzioni di prodotto fitosanitario verso il basso. Che cosa le distingue? Le distingue il fatto che se vedete nell'ordinata la distanza in metri, fino alla distanza di 3 metri non ho mitigazione quando distribuisco un prodotto fitosanitario verso il basso, e a partire dai 3 metri il 57% di quello che ho distribuito è deriva. Per quanto riguarda le colture in parete, non ho effetti di mitigazione prima dei 5 metri, e questa è una cosa molto importante da focalizzare. I primi effetti li ho dopo i 5 metri e ce li ho, nel caso del vigneto al bruno, a partire da un valore che è del 56,3%. Questo a cosa ci serve? Ci serve perché questa tabella, questi criteri e queste distanze sono stati recentemente ripresi in un decreto nazionale che tratta la fascia di sicurezza e dispone le fasce di sicurezza per tutti gli animali che vengono identificati come artropodi. Che cosa è importante dire? Questa è la riduzione della deriva in funzione della sola distanza e individua larghezze minime di efficacia. Ma noi sappiamo che nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, per mitigare la deriva, abbiamo anche altri elementi da poter attivare, non solo lo spazio. Ci sono tutta una serie di condizioni che costituiscono tecnica in cambio di spazio. Anche queste sono presenti nel documento di orientamento che trovate nel nostro sito a pagina 41 e vedete sono distinte in 2 gruppi fondamentali. Dal gruppo che inizia con la numerazione 2 fino al 12 ci sono tutti gli elementi di mitigazione della deriva che attengono a colture su cui distribuisco il prodotto fitosanitario in parete. Dal numero 13 al 17 le misure antideriva delle attrezzature con cui distribuisco il prodotto fitosanitario su colture erbacee. È chiaro che nel raggiungere quei criteri che sono chiesti dall'etichetta, noi possiamo mettere insieme più di un aspetto. C'è la fascia di rispetto che abbiamo visto prima, che è l'elemento numero 1 di questo insieme di indicazioni, ma c'è anche il certificato che ottengo dal centro prova autorizzato come attestato di funzionalità, perché anche lì mi viene indicata una specifica percentuale di antideriva che l'attrezzatura di cui dispongo riesce a raggiungere. Quello che preme segnalare è che è possibile restringere queste fasce di mitigazione, sempre però con l'attenzione che vale quello che è scritto all'interno dell'etichetta. Se torniamo alla slide che io vi ho presentato prima, che parlava di 10 metri
di distanza di rispetto più 60% di antideriva, è chiaro che la distanza dei 10 metri non potrò mai andarla a stringere, perché in quel caso lì è scritta in etichetta e non provvede combinazioni in restringimento. Quello che trovate nel documento di orientamento che vi ho indicato prima è anche la possibilità e l'aiuto su come si può effettuare il calcolo interattivo tra diverse misure per arrivare alla definizione della deriva più confacente all'azienda agricola. Questo è, e lo riprendo, il certificato del centro prova, dove viene indicata quella che è la percentuale di mitigazione massima della deriva che viene attestata nel momento in cui porto la macchina alla verifica. E passiamo al nuovo argomento. Sono fasce di sicurezza. Sono fasce di sicurezza per gli artropodi, che sono li conosciamo bene, tutti gli insetti impollinatori e tutti comunque gli insetti che svolgono delle funzioni a tutela della biodiversità. Perché ci interessano quest'anno? Perché è uscito un decreto ministeriale a novembre dello scorso anno, che non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma è pubblicato sul sito del Ministero della Salute, e qui vi abbiamo messo il link, che ha adottato alcune disposizioni di linea guida per gli artropodi non bersaglio. Non è e non si tratta di una linea guida e basta. Perché? Perché sostanzialmente questo decreto contiene due allegati. Il primo è rivolto a chi produce i prodotti fitosanitari e quindi deve rispettare determinate condizioni per avere inserite in etichetta determinate prescrizioni. Il secondo allegato è rivolto agli agricoltori che utilizzano quei prodotti fitosanitari. Sostanzialmente nei prodotti fitosanitari, e lo vedete qui espresso nell'articolo 3 che c'è in questa slide, può comparire adesso in etichetta una frase, che è quella in grassetto: in alternativa alle suddette misure possono essere utilizzate quelle previste dalle schede misure del documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio. Ecco che dentro a questo decreto sono presenti 492 alternative d'uso di diverse strategie per applicare le fasce di sicurezza per gli artropodi, e queste fasce di sicurezza vanno riprese con la numerazione del decreto all'interno del registro dei trattamenti fitosanitari dove dovuto. Come cambierà la norma? Man mano che un prodotto fitosanitario viene presentato alla Commissione del Ministero della Salute per una nuova autorizzazione, per il rinnovo di un'autorizzazione esistente o per una modifica temporanea, possono essere riviste le condizioni d'uso e potete trovare inserita questa nuova frase. Che cosa è importante sapere? Che la fascia di sicurezza per gli artropodi è sempre presente, non è mai riducibile a zero. Va applicata a tutto il perimetro dell'appezzamento e in questa maniera può anche interessare una porzione della coltura alla quale voi avreste indirizzato il trattamento. L'altra cosa importante da sapere è che è sempre e va applicata dentro ai confini dell'azienda. Non può mai essere individuata all'esterno dell'azienda, anche se l'azienda per un lato del proprio appezzamento si trovasse in adiacenza a una scarpata. Questa è una raffigurazione di scuola che è inserita all'interno del decreto.
Sostanzialmente vi fa vedere che se le aree in grigio sono due appezzamenti della stessa azienda agricola che sono trattate... Barbara, Prego, scusa, non vedo, eccola qua, ok, perfetto, si posso vede. andare? Sì, sì, si vede adesso, vai Ok. pure. Questa è un'immagine di scuola, dicevo, perché è presa proprio dal decreto. Quelli in grigio sono due appezzamenti della stessa azienda agricola. Il confine dell'azienda agricola è oltre il limite dell'arancio e ve l'ho indicato con quel bordo nero. Quando io ho a che fare con un prodotto fitosanitario che ha quel criterio di sicurezza espresso nell'etichetta, devo costituire intorno agli appezzamenti coltivati dove distribuisco il prodotto quella fascia bianca che vedete lì, che è la fascia di sicurezza non trattata e non coltivata. Questa è una fascia, sostanzialmente è un corridoio ecologico che è chiesto su tutto il perimetro delle colture trattate con quei prodotti che hanno quelle indicazioni. Vi faccio un caso che abbiamo costruito noi. Questo è nella parte verde e nella parte viola un unico appezzamento a vigneto che due fratelli si sono divisi. È un corpo unico a vigneto di proprietà dell'azienda A e di proprietà dell'azienda B. Ovviamente è un corpo unico e se i due fratelli, ognuno a casa sua, utilizzano un prodotto con quelle prescrizioni in etichetta per gli artropodi, ognuno a casa sua dovrà mantenere la fascia di sicurezza. E allora cosa succede? Che sia il fratello A sia il fratello B, nel rispetto dell'indicazione del confine, dovranno mantenere una distanza di 5 o più metri in funzione del tipo di trattamento che avranno fatto con quel prodotto che ha la prescrizione. Attenzione, queste fasce, nel caso di superfici trattate, vanno segnalate all'interno del registro dei trattamenti, per cui sono già disposizioni di prescrizione in etichetta per i prodotti che le hanno. Quello che possiamo dire è che ci siamo accertati con i colleghi del fitosanitario che per quanto riguarda la lotta obbligatoria dello Scaphoideo titanus non ci sono prodotti fitosanitari che al momento abbiano questa prescrizione in etichetta. Però ovviamente ne abbiamo trovato uno, questo è un caso di prescrizione di insetticida sistemico che a febbraio non aveva indicazioni specifiche, nelle modifiche all'etichetta che sono state applicate al 29 aprile 2025 esistono le riprese di questa prescrizione specifica se questo prodotto fitosanitario è usato su nocciolo, noce e mandorlo, non sulle altre colture, solo su nocciolo, noce e mandorlo. Faccio un altro esempio. In questa etichetta, anche qui molto recente, di aprile 2025, è compresa sia un'indicazione di distanza di rispetto per i corpi idrici superficiali, che è il primo trattino che vedete delle prescrizioni supplementari, che dice 10 metri e riduzione della deriva al 50%, ed è compresa quella prescrizione di etichetta che vi ho appena illustrato. Che cosa succede? Che in applicazione ovviamente delle due prescrizioni vale la misura più restrittiva e la misura più restrittiva delle due, lo vedrete dopo, è sicuramente la seconda, quella della fascia di sicurezza per gli artropodi. Che cosa dice questo decreto del Ministero della Salute? Che non è stato né condiviso né anticipato al Ministero dell'Agricoltura, per cui
se ne siamo resi conto che era già efficace nel momento in cui sono comparse le etichette sul mercato, e questo lo sottolineo. Questo decreto dice che per arrivare a riscontrare in maniera adeguata quelle fasce di mitigazione necessarie a tutela degli artropodi, posso usare diverse combinazioni che possono essere la larghezza della fascia più l'uso di determinate strategie che sono riferite alle attrezzature di cui dispongo, alla possibilità di usare coadiuvanti antideriva, reti antigrandine, chiusura del flusso quando distribuisco, ugelli antideriva, e sono tutte nel primo blocco di disposizioni dell'allegato per gli agricoltori di questo decreto. Poi ci sono anche combinazioni che associano a tutte quelle combinazioni di distanza e attrezzatura anche il fatto che l'azienda agricola disponga in un lato di una siepe al verde o di una barriera artificiale. In quel caso le distanze si restringono a parità di attrezzature. Stessa combinazione c'è nel caso in cui in un lato del campo sia possibile avere a disposizione una siepe al bruno o comunque una siepe scarsamente vegetata. Esiste poi un quarto blocco di misure che sono definite addendum, che sostanzialmente individuano qual è il rispetto dell'etichetta nel caso io adotti solamente una soluzione in termini di spazio, nel caso io abbia a disposizione solo spazio e distanza di rispetto. Quelle che sono previste alla parte 4 di questo allegato e che sono identificate come addendum sono delle fasce di sicurezza enormemente ampie rispetto alle nostre ordinarie situazioni di attività agricola. Per cui il consiglio è di non arrivare mai ad applicare questo tipo di tecnica. Dico, per applicare una tecnica di solo spazio in sostituzione di un'etichetta dove sia scritto che devo stare a 3 metri di distanza e adottare un ugello al 75% di antideriva, arrivo ad avere una distanza di rispetto dal mio confine pari a 8 metri su vite, e questa è la misura 420 che trovate tra le misure descritte e numerate all'interno di questo allegato. Il messaggio è di queste 492 misure cercare rispetto alle colture coltivate e alle situazioni di campo reali quali siano le misure più applicabili al contesto reale dell'azienda, tenendo conto che la tecnica del solo spazio deve necessariamente essere l'ultima spiaggia che avete a disposizione, perché non vi permette in molti casi di adoperare questi prodotti con un'adeguata dimostrazione delle fasce di sicurezza adottate, che vanno riprese e scritte all'interno del registro. Io qui vi ho messo anche e vi lascio tutta una serie di condizioni in cui per quell'etichetta che vi ho illustrato possono essere scelte le combinazioni che il decreto ministeriale del Ministero della Salute individua nelle 4 condizioni che vi ho descritto, con la siepe al verde e con la siepe al bruno. Vi sottolineo che le fasce di rispetto nel caso di applicazione di sola distanza, laddove è anche prescritto un ugello antideriva, arrivano a distanze imponenti, lo vedete qui, 20 metri nel caso dell'ulivo con trattamento verso l'interno dell'ultima fila, è il numero progressivo 377 delle disposizioni del decreto. Ecco.
Vi ricordo anche che sul nostro portale potete scaricare sia il documento di orientamento, sia tutte quelle altre indicazioni che vi possono essere utili per validare i vostri volumi di irrorazione, le pressioni di esercizio, le verifiche sulle tipologie di ugelli che sono più opportuni nei vostri casi per le colture che vi interessano, e rimaniamo a disposizione per potervi anche illustrare, semmai ci saranno, le evoluzioni di questo decreto che è stato approvato in sordina senza darne informazione al pubblico, ma è già vigente nelle etichette che vi abbiamo riscontrato. Grazie.